Dopo l'elezione del presidente Giorgio Xoccato e dei componenti di giunta, è stato eletto anche il nuovo vicepresidente della Camera di Commercio di Vicenza. Si tratta di Gianluca Cavion, che dunque affiancherà il nuovo incarico a quello di presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, che ricopre dal 2020, e di vicepresidente di Confartigianato Imprese Veneto dal 2021. Sentiamo il suo commento. Come prima cosa direi che dobbiamo investire bene quelli che sono i fondi a disposizione della Camera di Commercio per aiutare le nostre imprese, perché hanno una ricaduta importante sotto l'aspetto economico ma anche sociale. L'altro aspetto è aiutare le imprese per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, il tema della sostenibilità, perché sono due elementi fondamentali che avranno ripercussioni non solo nelle filiere ma anche in tutte le altre categorie, perché si disegnerà un po' il futuro anche del nuovo mercato che ci sta ponendo anche l'Europa. Un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare è l'aspetto che riguarda l'internazionalizzazione, ricordando che Vicenza è la prima provincia pro capite per export, dunque è un tema che dovremo avere sicuramente a cuore e che dovremo affrontare con molto interesse. Voglio ringraziare anche il Presidente Xoccato e la Giunta Camerale per l'incarico che mi è stato affidato, un incarico importante che cercherò di affrontare al meglio con tutto il mio impegno. Sicuramente, essendo tutte le categorie economiche rappresentate all'interno della Camera di Commercio, è un valore aggiunto che dobbiamo portare per il bene di tutte le nostre imprese, di tutto il nostro territorio e anche di tutti i nostri cittadini.